arrivas. This morning, Lord, we're gonna lift each other up and stand as one. Allora, il GPL è chiuso, io ho metà pieno o più di metà pieno, però comunque volevo rimpinzare. Vabbè, meglio, vedo che lì c'è un bel rubinetto, adesso vado a provarlo e me lo aggiungo nelle mappe. Porca troia, si parla tanto di elettrico, cioè pensa te se avessi la macchina diesel, oltre a diventare scemo qua in certe zone, a trovare un distributore che abbia il GPL, no? Ok? E per di più quando lo trovi è chiuso, cioè in orario di apertura. Guarda che bella sta villa, una volta ci ho fatto un matrimonio, cioè ringraziando Dio, non il mio ma poleto di un mio amico, che purtroppo sì, molti miei amici hanno fatto quella fine lì. Wow, vada camper, porca troia, che cazzo ci fate tutti ammassati là, porca miseria, cioè sembra un campo rom sta roba. Beh, probabilmente magari sono anche dei tu che avendo la bicicletta buttano giù il camper e tac, se ne vanno in giro a caorle. Wow, guarda che roba, camper interessanti, no, quel Cartago lì però non mi piace mica, guarda che strano che l'hanno fatto, nulla di strano, tutti i camper normali, neanche un 4x4, un 6x6, no? Robe da skate, no? Tutti poretti oggi, anche per una sosta Caorle, il parcheggio del Lidl, guarda, è dietro a quel distributore, che io quel distributore ce l'avevo segnato nelle mie mappe, guarda, quello lì dovrebbe essere quello, esatto, perché aveva il rubinetto dell'acqua, ti hai capito? Quindi area camper a gratuità. Sì, guarda là, guarda, rubinetto house, tac, cazzo figata, e quanti parcheggi, yeah. This morning, every child, every mother, we stand as one. Well, I know that woman's been heavy, child, and your hope's been trapped in ice. Oh, but we can bring our sparks together till the bonfires are burning bright. Oh, you know we have the power now to make a new day from this night. You have my love inside you, then you know. Let's lift each other up and watch it grow. Ma non sapevo dove cacchio andare e limitare. Proviamo in Brusa, dai, proviamo. E se a pagamento dietro front non so dove andrò, probabilmente andrò a zona Slovenia. Andiamo a vedere cosa c'è dalle parti della Slovenia, qualcosa di nuovo, perché ormai la Slovenia l'ho girata tutta, cavolo, soprattutto la parte Caporetto lì dove c'è Tolmin eccetera, la conosco come le mie taschine, avrei casoni là, guarda, ci sono passato un milione di volte. Sono quelli che raggiungi dalla spiaggia, li vedi anche da qua, sono vicini, pensavo fossero più, no, sono altri secondo me, sì, quelli sono altri ancora, ok, da esplorare, da scoprire, perché non sono quelli lungo la spiaggia della Brusa, ti ricordi che eravamo andati a vedere nelle prime puntine della Brusa? No, sono altri ancora nascosti dentro. Sti che voce da cazzo proprio che ho, tutta sta smonatezza di questa astinenza alla nicotina che mi fa, si altalena tra quelle dosi di nervoso estremo e quella depressione, cioè sì, è una depressione, però insomma non nulla di forte, nulla di particolare. Se la mia a pagamento, no? Se la mia a pagamento, io vivo la macchina, porca troia! Con tutte queste macchine vuoi che non sia a pagamento? No, non è a pagamento. Ok. Sì, non è... It's not a pagamento. Anche ricordarmi di ciulargli l'acqua e la boia.
come faccio a passare in questi crateri qua? Col pullman e l'altro non lo vedi neanche quanto sta dondolando. Mi si rabbalta il pullman, cazzo. Bisogna andare no piano, di più. Dimmi. Un pullman off-road, no? Non sei un pullman tanto off-road sto qua, Pullman è tutto tranne che off-road, hai capito CP? È un pullman che sta bene fermo a fare da casa, ma a fare da camper, porca troia, anche no. Gira di qua, bello. Cazzo, guarda, è già pieno di camper. Allora, speriamo vadano via tutti stasera che io devo eremitare, ragazzi. Devo eremitare, vero CP? Ma sì, noi vogliamo la solitudine e tante sigarette, e qua almeno non ci sono bar, non c'è niente per non cadere in tentazione. Amen, che razza di buche. Ecco, mi si sono aperti gli armadi e d'altronde 50-60 quintali di camper, così è, pianino. Qua forse mi conveniva prenderla di là, secondo me sì, CP, ormai andiamola così. Va bene, dai, spegniamo qua che a casa si annoiano a vedere le bookhouse. Cioè che a parte l'off-road estremo, ma non so se noti, guarda che quanto cacchio ha piovuto qua in Brussa, ragazzi. Vedi là, oh, mi si rabbalta il pullman qua, ehi. Porca troia. Guarda che roba, laghi. Forse non ho fatto tanto bene a entrare di qua. Ormai ci siamo, dai. Siamo metà ruote di qua e metà di là, piano piano, molto piano. Ma gli altri sono passati di qua, tutta quella gente là. Forse no, forse è stata più intelligente, è passata da qualche altra parte. C'è qua che c'è proprio il lago, guarda qua. Vedi. Boia, guarda, noi che andiamo a fondo, rimaniamo impaltanati, andiamo un po' più in corsa, giusto per... Boia! Vai, pullman pal buso del culo. Hai visto, c'è il pai. Piano. Abbiamo anche un altro furgonato dietro che fa off-road, anche lui. Alla faccia delle spazzere, hai visto CP? C'è un lago, ascolta, e adesso per avere un po' di privacy qua, ecco qua, io girerei a qua, dove c'è scritto divieto camper, e ci spariamo in fondo là. Pam, poppi, qua non rigarmi il pullman. Porco zio cane, ho voluto non rigarmi il pullman. Devo trovarmi un altro posto perché questo non mi ispira. Via qua. Ecco qua. Bene. Visto c'è il pai, sì. Qui che non abbiamo alberi né niente. E quindi ci carichiamo a bestia i pannelli. Mi tocca anche star dentro, non fare il giro perché c'è questo con la macchina rossa, cazzo, che adesso va via, che scendeva e rimontava di continuo, e adesso che sono tornato forse va via. Vediamo. Sì, va fuori dai coglioni. Perché è troppo strano, lui si mette là a guardare, capito, smonta, controlla i camper, rimonta, e vedi, e va via lento, troppo strano, vero CP? Magari c'è solo un nono che ha perso un po' il senso dell'orientamento. Eccolo! You understand, please for me.